è una storia che è stata poco manifestata, poco conosciuta. Purtroppo interessi politici probabilmente hanno tenuto a sottacere questo stato di cose. Ecco, il mio invito è quello: conosciamo la storia, facciamo la storia senza obblighi di revanscismo o di altro, ma come conoscenza per giustificare quello che siamo e l'orgoglio di chi siamo. 75 anni fa la firma dei trattati di pace di Parigi sancì il passaggio alla Jugoslavia delle province del Quarnaro e di Zara, dell'Istria e della maggior parte della Venezia Giulia. Dalla fine della guerra, a metà degli anni 50, almeno 300.000 italiani lasciarono la loro terra d'origine. Altre migliaia persero la vita nei massacri delle foibe. I trattati di pace di Parigi furono firmati il 10 febbraio e dal 2005, ogni 10 febbraio, l'Italia ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. A Venezia con oltre 30 appuntamenti lungo tutto il mese, realizzati in collaborazione con l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Abbiamo voluto condividere il più possibile la nostra programmazione con gli studenti e i giovani del territorio, proprio perché l'obiettivo dell'amministrazione è far sì che i giovani siano partecipi di una storia drammatica del nostro paese, della nostra nazione, di una storia che non deve essere dimenticata e che deve rimanere viva attraverso l'impegno di ciascuno di noi. Molte infatti sono le iniziative che coinvolgono i giovani. La commemorazione ufficiale si terrà alle 9:30 del 10 febbraio in Piazzale Martiri delle Foibe a Marghera. A Venezia è attiva dal 1451 la scuola dalmata dei Santi Giorgio e Trifone. Il guardian grande Pier Giorgio Millic ha affidato il suo messaggio a dalmatitaliani.org. E bisogna prendere atto di quello che è la storia ha dei corsi e dei ricorsi, noi accettiamo questo passaggio e facciamo tesoro di quello che è stato e lo magnifichiamo in questa nostra scuola, di cui, ti ripeto, sono 570 anni che manteniamo cerchiamo di mantenere la nostra identità.